Questa settimana seguiamo l'11° raduno nazionale Il Delta in Vespa a Taglio di Po. Domenica 3 luglio, in una bellissima cornice, in una giornata anche non proprio fortunata dal punto di vista atmosferico, ha visto centinaia di vespe ancora radunate in questo 11° raduno. Seguiamo i protagonisti, intervistiamo un po' di gente in una bellissima giornata. Col presidente Lazzarini, così al volo. Allora, presidente, 11ª o sbaglio? No, hai detto giusto, 11° raduno. Vi ricordiamo, l'anno scorso 580 vespe, un raduno tra i più corposi sicuramente del Veneto, 11ª edizione. Che giro fate quest'anno? Quest'anno costeggiamo il Po di Venezia, la riva destra, dopodiché passiamo sul Po di Goro e facciamo la riva sinistra. Ci fermiamo a Mazzorno per un rinfresco, un ricchissimo buffet, ci saranno le premiazioni e dopo le premiazioni chi si ferma a pranzo con noi ci fa piacere. Ok, grazie presidente, se noi seguiamo tutto il tuo staff e tutte le tue cose, complimenti allo staff tecnico che abbiamo visto, tra l'altro ingraziosito dalla presenza femminile, perché Vespa non è solo maschio. Sì. Un'ultima cosa, volevo ringraziare tutti i soci del Vespa Club che ci danno una mano come sempre ogni anno, sono numerosi e per questo ci dà la possibilità di poter andare avanti e di vedere sempre rosa. Un grazie. Lui è il presidente e nel cuore di ogni presidente c'è ogni suo affiliato. Ciao presidente, grazie. Grazie. La Vespa GS, dimmi di che anno è? 62. 62, tutto originale, tutto... In modo di intendere che è tutto originale. Ma da quanto tempo fai questi raduni qua? Sarà 7-8 anni. Ti dà soddisfazione? Adesso noi siamo qua, stiamo guardando come tutti gli altri, ti riempie il cuore. Sì. Sì. Dici, a me resta solo quelli. No, no di altre di robe. Allora, innanzitutto faccio parte del club delle Vespe del Bosco, che è un ottimo club, tra virgolette. Questa Vespa qua ha partecipato al World Week di Saint-Tropez. Come potete notare abbiamo l'adesivo. È del 61. Siamo amanti delle Vespe, ci piace la vostra compagnia, la compagnia degli altri e tutte queste belle cose qua. Mi sembra che la cornicetta possa funzionare. Ecco, guarda, io seguo ormai da 11 anni anch'io. So che voi del Vespa Club del Bosco arrivate o primi o secondi ogni volta. Arrivate un bel gruppo nutrito. Sì, però oggi la giornata è quello che è, perché indubbiamente siamo stati in pochi ma siamo venuti lo stesso, anche per fare la nostra presenza ai amici qua. Pochi ma buoni. Esatto, mi sembrava il minimo. Che Vespa è questa? V13 è una bacchetta del 50, l'ultimo modello. È quella di Vacanze Romane? No, quella è quella che viene prima. Quella di Vacanze Romane è quella là, quella verde lì con i cerchi bianchi. Mentre questa? Questa è una bacchetta del 50, prima di quella lì. L'ultima serie della bacchetta del 50. Ma tu, che negli anni 50 eri un po' birbone, No. con questa Vespa cosa hai fatto? Dimmi cosa hai fatto. L'ho presa da poco a 100. Ma e tu con cosa andavi a quei tempi? Ho una mia Sprint che avevo a casa perché ne ho 20 di Vespe. Perciò ho preso questa qui che è una bacchetta conservata. Ma la domanda è questa. Con la Vespa, una volta gli uomini avevano un fascino in più? È vero, perché io ero militare, avevo la Vespa, tutte le ragazzine di allora mi correvano dietro perché a loro la Vespa era come avere una Ferrari adesso, in poche parole. A te è un birrichenti.
Allora qua siamo con Patrick, chi lo conosce? Lui è veramente il personaggio, non è un personaggio, è il personaggio. Quanti anni è che vieni qua al nostro raduno? Ma penso 4 di fila, non so, 3 di fila, non mi ricordo. Lui mi fa morire quando poi si va a mangiare, perché se c'è un entertainer, se c'è un animatore è lui. Beh, io cerco di divertirmi con gli amici. Mi piace, comunque mi piace venire qua. Questo è uno dei club miei preferiti, insomma, che non mancherei per niente al mondo. Tu sei da? Da Bellaria, no, vicino. Vicino, sono 100 chilometri, quindi onore al merito e complimenti. Ci fa piacere che tu consideri questo Vespa Club tra quelli più tosti. Sì, io mi sento a casa qui. Qui proprio è come se casa mia fosse dietro l'angolo e quindi non... veramente, è proprio una gioia venire. Allora, vespisti da Faenza e da Novara. Comincio da Faenza che è più vicino. Primo anno che viene questo raduno? Io sì. Quindi te ne hanno parlato bene? No, non me ne ha parlato nessuno. Ho guardato il giornalino e ho detto oggi vado a Taglio di Po, perché qui da Taglio di Po è come essere a casa, perché ci sono passato tante di quelle volte per la Romea che... Però il Delta non lo conosci? Perché adesso è la maniera giusta per conoscerlo e per ritornarci? Ne conosco pochissimo, però un po' lo conosco. Ci sono stato in gita con la gita organizzata, quindi un po' l'ho vista, ecco. Oggi mi divertirò ancora di più perché ne ho fatto uno qua a Rosolina che è stato bellissimo, io mi sono divertito molto. Tutta la tirata hai fatto? No, sì, tutta la tirata arrivare, però onestamente sono un po' trasportato. Perché siccome che io adesso starò in giro 2 mesi, allora ne approfitto per fare i raduni che trovo nel percorso della strada, perché poi mi fermo nella zona di Rimini, Bellaria a passare le vacanze. Però parto da Bellaria in Vespa e vado a fare il raduno ad Aviano in Vespa, con la moglie compreso. Sì, l'ho visto. Tra l'altro mi hai detto che hai una moglie tosta che ti dice vai più forte, vai, piega di più. È una signora molto disponibile nelle mie esigenze. Assessore Marangoni, anche lei vespista. Allora, l'importanza di fare una cosa così Taglio di Po. Preso al volo, di più. Di più? Beh, l'importanza è stata quella, insomma, di creare un evento e far venire giù molta gente da tutta Italia, perché insomma il Vespa Club è in grado di attrarre appassionati e non da tutta Italia, e quindi facendo venire persone da tutta Italia si fa conoscere il nostro territorio anche fuori dal nostro limite amministrativo, e quindi questa ha una ricaduta molto importante, perché non solo fa conoscere ma fa anche apprezzare le nostre bellezze non solo del comune ma anche del Delta del Po. Ecco, è arrivato anche la sua mascotte, il figlio? Sì. Ecco, no, vogliamo ricordare che ci sarà una settimana importante per il taglio di Portoviro per la rivocazione? Sì, dal giorno 8 al giorno 20 settembre viene fatta la classica rievocazione storica di un evento che ha dato origine al nostro territorio, il taglio di Portoviro. In quell'occasione facciamo tutta una serie di manifestazioni, tra cui quella più importante che avverrà la domenica 18, in cui oltre ad esserci la rievocazione storica viene fatto il palio della Carriola, in cui tutti i comuni verranno rappresentati e si contenderanno, insomma, il palio vero e proprio che darà diritto, insomma, a essere riconosciuti come il comune vincitore di tutte le manifestazioni. Ecco, marketing territoriale. Posso chiedere una cosa a suo figlio? Se rispondi, sì. Tu mi devi dire la verità. A te piace di più la Vespa o un bel Kawasaki 1100? La Vespa. La potenza dei politici è di riuscire anche ai figli. Pensare ai figli. Vespa Club Ferrara. Allora, tanto siete abbastanza numerosi, visto che non è che siete proprio vicinissimi, però siete un po' stagionati. Ma abbastanza, quello là è ancora più stagionato, quello là. È il nostro capo quello. Avete preso acqua nonostante siete qua, allora complimenti. Abbiamo preso dell'acqua qua a Bottrighe, una bella bagnata. Allora, diceva qualcuno, uno quando ha
un pochino raggiunto la pace nei sensi, la pace, si dedica alla Vespa, è vero? Altro che, gagli da fare allora. Dedicala con la Vespa. Allora, qualcuno dice Vespa e pasta asciutta batte donne 2-0. Di più? Di più. Di più. Col boss qua di Città di Castello. Ma Città di Castello dov'è? Beh, in Umbria, lontana, Alta Umbria, a 13 km dalla Toscana, insomma, San Sepolcro, Arezzo, quindi. Ah, quindi avete fatto cos'è la E? 45 la Romea, è il nostro mare, praticamente, quindi il nostro mare è le Marche, la Romagna, insomma, ecco. Quindi siamo arrivati bene, con comodo, noi viaggiamo tantissimo. Per cui non ci mette paura nulla, insomma. Sai cos'è noto nel vostro gruppo? Un sacco di donne. Sì, E perché non vi vogliono mollare? No, io la mia per fortuna no. Però ci sono i miei amici che invece hanno la fortuna di tirarsi dietro le mogli, le compagne. Allora, adesso ti dico un segreto. Quello che stiamo registrando poi va in televisione e anche nel web. Quando tua moglie ascolterà questo, mo purghi, mo purghi. Pietà. In ogni caso, anche se non la vede la televisione, ci penseranno le amiche. Sì. È vero? Sicuro, tranquilli. Comunque noi veniamo sempre molto volentieri qui, primo perché siamo gemellati col Vespa Club Cavarzere, poi conosciamo molto bene alcuni amici di Taglio de Po, altri amici di Rosolina, quindi noi ci siamo spesso, veniamo volentieri qua su perché abbiamo dei grandi amici. Guarda, adesso chiedo una cosa a questa signora qua, venga qua signora, venga qua. No, è giusto. Allora, lei accompagna il marito? Che è lui, che c'è il baffo che conquista. Allora la domanda è questa: lei ha una passione sfrenata per la Vespa o è suo marito che è un birichino? Guardi, il mio marito è una brava persona. È 42 anni che mi sopporta. E allora noi non ci si può più distaccare, noi si sta sempre insieme. No, allora ho questo sospetto, che la birichina è lei e lui. Allora, con Mario, presidente del Vespa Club di Rosolina, lui è un grande personaggio. Per chi non lo conoscesse, lui ha fatto più chilometri in Vespa che un tir. Circa 20.000 km all'anno, ogni anno, sabato e domenica, in coppia con la moglie. La moglie è la Susi, adesso proviamo a vedere se la becchiamo. Coppia tosta che proprio gira tutta l'Italia per questi raduni. Ma il piacere perché? Perché? Una settimana di lavoro, tanti amici, ogni domenica ci troviamo in un posto diverso d'Italia e ci raggruppiamo proprio sta giornata qua. Fantastico. Da quanti anni è che fai questi raduni? Sono quasi 10 anni. Ecco, 10 anni fa lui era 27 kg. 42. È vero. 42 kg. Ciao Mario, grande, ciao. Ferro Angelo, perché sei ritornato nel luogo del delitto? Non ho parole. Lui è stato infortunato, ma adesso è in splendida forma, sempre bello asciutto. Taglia. Sindaco di Adri, allora qua come vespista, ma soprattutto ti ho visto fare DJ, ti ho visto fare un sacco di cose. Sì, da grande ho fatto anche il sindaco. Comunque, a me fa piacere perché tu sei uno sportivo poi blasonato eccetera, e seguire queste cose mi fa piacere vederti. Sai che la Vespa non si scorda mai, perciò è stato sempre un amore. La prima targa l'ho messa su una Vespa 125-23 con la sella jeans, perciò ne ho 3 a casa e quando posso faccio fare qualche giro sul delta, mi piace farlo anche.